È morto l'avvocato Salvatore Tirinnocchi Penna, un uomo di alte qualità umane, morali e professionali, aveva 82 anni, lascia un vuoto incolmabile, così come è avvenuto appena qualche giorno fa con la dipartita dell'avvocato Salvatore Re, suo amico oltre che collega, entrambi esponenti di primissimo piano dell'avvocatura agrigentina. Profondo dolore per la dipartita dell'avvocato Salvatore Tirinnocchi ha scritto la Camera Penale di Agrigento, presieduta dall'avvocato Ignazio Valenza. La Camera Penale lo ricorda come un professionista preparato e corretto, persona propensa a curare i rapporti umani e di colleganza. È stato cofondatore della Camera Penale di Agrigento Giuseppe Grillo. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15:30 presso la Chiesa Provvidenza al campo sportivo. Intanto vi proponiamo un'intervista all'avvocato Tirinnocchi realizzata il 13 dicembre del 2021 in occasione dei suoi 50 anni di attività, realizzata da Adriana Licausi. L'intervista. 50 anni di carriera, una vita, un premio molto importante. Com'è cambiata la professione? Com'era fare l'avvocato all'inizio ed oggi? Quando ho iniziato a fare la professione era completamente diversa. Avevamo luminari in questo foro, l'avvocato Grillo, l'avvocato Cavallaro, l'avvocato Giovanni Indelicato, l'avvocato Paolo Scerri, l'avvocato Giuseppe Caruselli. Erano degli avvocati che erano delle pietre miliari ai quali ti dovevi necessariamente avvicinare e apprendere da loro. Mi hanno insegnato delle regole che sono fondamentali. La prima è quella di rispettare sempre il cliente, ma non essere il cliente, devi essere sempre l'avvocato. La seconda è di tenere sempre la schiena diritta e camminare a testa alta, mai servilismo. Hai degli interlocutori con i quali ti raffronti e ti confronti, ma mai abbassare la schiena. Non sono primi tra i pari, ma siete pari tra i pari. Quindi ti confronti con dei soggetti che hanno le tue stesse caratteristiche. E questo è fondamentale. È un altro insegnamento che mi è stato dato dal grande avvocato Vincenzo Salvago, che io ho cercato di inculcare ai miei allievi, e ne ho avuti tantissimi, è quello di ricordarsi sempre che il cliente viene nello studio perché ha un problema, l'avvocato è chiamato a risolverlo. La scelta della causa è una scelta dell'avvocato. Se l'avvocato può risolvere il problema in maniera diversa, lo deve fare. La causa è l'ultima delle soluzioni. Oggi il legislatore, già dal novembre 2014, ci ha dato anche delle soluzioni, che è la negoziazione assistita. Cioè, se gli avvocati cambiamo mentalità, diminuiamo il contenzioso e risolviamo i problemi ai clienti. 50 anni sono stati lunghissimi, 50 anni che ha condiviso con sua moglie, perché quasi 50 anni che state insieme. No, non sono 50 anni, perché tra matrimonio e fidanzamento sono esattamente 55 anni. Mia moglie è stata la compagna della mia vita, la donna che mi ha sorretto, mi ha sopportato e mi ha consentito di essere quello che io oggi sono, un modesto professionista, ma che cammina a testa alta. Lei è stato anche impegnato in politica, è stato presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. Sì, la politica è come la droga, non ti lascia mai. Io ce l'ho sempre dentro, anche se non faccio più politica attiva, rimango nello studio, ho le mie idee, simpatizzo per A o per B, però null'altro. Ormai il mio tempo è passato e c'è un tempo per ognuno di noi. Uno deve capire quando è il momento di muoversi, quando è il momento di agire, quando è il momento di stare in prima linea e quando è il momento di stare nelle retrovie. Se mi capita di dare dei consigli, li do volentieri, però che io possa assumere cariche politiche nuove, diverse, non mi sembra assolutamente il caso. C'è qualcosa che cambierebbe in tutti questi anni di carriera, che farebbe diversamente, o un caso che ricorda in particolare che l'ha segnata?
Un caso che io ricordo in particolare che mi ha segnato, sì, c'è, ed è un episodio stranissimo. Difficilmente mi è capitato di chiedere a un cliente di ripetermi 2 volte il problema da cui era affitto. Una volta mi è capitato, sono venuti una coppia nello studio e mi hanno raccontato una storia che ha dell'inverosimile. Cioè, la donna si era sostituita un'altra, formalmente c'era un accordo a 3 tra marito, moglie e amante. La moglie è rimasta incinta e per liberarsi dell'amante le doveva dare il bambino. Lei, andando dai medici in ospedale eccetera, dava il nome dell'amante. Una cosa che mi ha letteralmente stravolto. Poi il processo si è concluso, l'abbiamo fatto, abbiamo risolto giuridicamente perché secondo me c'era e poi è stato riconosciuto un'ipotesi di desistenza volontaria perché c'era un'alterazione di stato civile, delle truffe, tutta una serie di fatti che poi non si sono concretizzati. Però le devo dire che quella mi ha segnato come mi ha segnato un processo per sfruttamento della prostituzione quando ero agli albori della mia professione. Una donna di Porto Empedocle faceva prostituire la figlia dodicenne con dei marinai. Mi ha letteralmente sconvolto, per me era assolutamente impensabile, non faccio il nome perché non è corretto farlo, ma per me era assolutamente impensabile, e lo rimane ovviamente tuttora, che una donna potesse far prostituire la propria bambina. Questo momento di festa, a questo punto chiudiamo con un augurio a chi si è formato nel suo studio e tra questi c'è anche suo figlio. Sì, io mi auguro che mio figlio faccia l'avvocato, che perpetui la mia attività. Io ho cercato di inculcargli l'amore per questa professione, perché questa è una professione che devi amare per poterla fare. Mi auguro che anche lui capisca veramente qual è l'amore che si deve a questa professione, perché solo con l'amore riuscirà a risolvere i molteplici problemi, le circostanze, le disillusioni, i dispiaceri che questa professione offre e ti dà, anche se in certi momenti ti dà gioia, ti dà soddisfazioni perché ti consente di realizzare te stesso,